Capolista in campionato tra le prime 8 in Coppa Sicilia e un novembre da applausi per la C Sant'Antonio di Alfio Torrisi, rispettivamente migliore attacco e difesa del girone C di promozione. In grande salute anche il città di Calatabbiano di Eugenio Luvito, in striscia utile da ben un mese e mezzo con 3 vittorie e 3 pareggi in odore di playoff. È una sfida aperta ad ogni risultato quella che va in scena al Giuseppe Calanna di Calatabbiano. Ve la presentiamo dando uno sguardo ai rispettivi schieramenti. Padroni di casa, schierati in campo con un 4-3-1-2 davanti a Vecchio, Loria e Santitto sulle corsie laterali, Barresi e Patanè al centro della difesa, Tomasello, Raiti e Mannino in mediana, Rizzo alle spalle delle punte, Pafumi e Cannata. AC Sant'Antonio che risponde con il consueto 4-3-3. Gulisano tra i pali, De Carlo a destra, Nicolosi a sinistra, Sardo e Laudani tandem difensivo, Orofino insieme a Marzà e Porto, Borzi e Panassidi ai lati di Musumeci. Fischietto designato del match il signor Armenia di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti deboli di Catania e 4-8 di Messina. Sintesi del match che parte dalla conclusione di Musumeci che resiste alla carica di Patanè portando a una conclusione che si spegne alta sopra la traversa di Vecchio. Biancazzurri più intraprendenti, bella azione quella che si sviluppa con il dai e vai tra Musumeci e Orofino, che apre a tutta sinistra per Borzi che cambia diametralmente versante per De Carlo, che non inquadra la porta. Calatabbiano che cresce ma che tuttavia non riesce a graffiare i pali di Gulisano, attento sulla conclusione non irresistibile di Mannino e pochi minuti più avanti di Pafumi lanciato a rete con millimetrica precisione. Presenti fedelissimi sostenitori biancazzurri e festa tra i gradoni del Calanna a dispetto di uno 0-0 che sancisce la conclusione dei primi 45 di gioco. Ritorniamo con il film della seconda frazione di gioco, si riscaldano Danilo Gulisano e Gabriele Cannella ed è proprio il classe 2001 in maglia numero 13 che fa ingresso in campo, in luogo di Luca Panassidi. Torrisi con l'ingresso di Cannella avanza De Carlo nel tridente offensivo ed è la C Sant'Antonio a sfiorare il vantaggio. Angolo dalla sinistra battuto dal numero 2 De Carlo, spizzata di Orofino, ghiotta palla gol per Musumeci che spara alto da posizione favorevole. Ed è anche l'ultima palla gol per il numero 9, perché Torrisi getta nella mischia Danilo Gulisano, animi che diventano tesi, Pafumi lamenta a suo malgrado qualcosa al direttore di gara. Ma è ancora la C Sant'Antonio a sfiorare il gol del vantaggio, punizione di Orofino, inserimento puntuale e preciso di Laudani, dimenticato nel cuore dell'area di rigore, tocco che non sorprende, i riflessi di Vecchio, che salva la porta del Calatabbiano. È momento di cambi per la C Sant'Antonio che al 70° inserisce Manca per irrobustire il reparto offensivo al posto di Marzà e a 9 giri dal termine è il momento di Di Stefano e Giacone che subentrano al posto di Nicolosi e Porto. Proprio le due punte, subentrate nella ripresa, provano la combinazione lungolinea di Cannella per Gulisano che protegge il pallone, l'assistenza per Manca porta alla conclusione del numero 19, decisamente non delle migliori. E quando i minuti scorrono inesorabili, ecco il cuore e la personalità della Big. Esterno destro di Giacone, palla giocata per Danilo Gulisano che con un vero pezzo di bravura ingaggia il duello corpo a corpo con Raiti, sposta il pallone sul destro per l'assist verso Borzi che tutto solo piazza il destro, che batte Vecchio e porta avanti la C Sant'Antonio. Posizione regolarissima per il numero 11, tenuto in gioco dalla retroguardia del Calatabbiano. Fondamentale la giocata di Gulisano e il 7° centro in campionato di Borzi, che toglie le castagne dal fuoco in una partita quanto mai livellata ed equilibrata. AC Sant'Antonio che gestisce senza soffrire i minuti finali, al 90° calcio di punizione di Orofino che affoglia morta pennella di poco alto sopra la traversa. Per Armenia sono 5 minuti di recupero, ma nei 300 secondi ulteriori concessi non accade più nulla. Le proteste del Calatabbiano a ragion propria dettate dal gol di Borzi scandiscono il post gara. Per i biancazzurri è grande festa, sia nel rettangolo di gioco che tra gli spalti dove i titoli di coda rendono merito all'8ª affermazione e all'11° risultato utile consecutivo. Numeri altisonanti per una C Sant'Antonio che non vuole mollare un centimetro, né tantomeno la testa della classifica. Amici della Wesport, un caro saluto da Francesco Casicci e alla prossima!